Processati poco più di 1700 tamponi nelle ultime 24 ore in Calabria, pesa il numero di decessi, oggi se ne registrano 12. Necessario scovare il virus, occorre accelerare sui tamponi, ma c'è il problema dei laboratori che genera ritardi, ce ne sono centinaia non processati. I dipendenti della cittadella regionale a Catanzaro protestano e chiedono al commissario Longo di essere vaccinati come i colleghi del Dipartimento Salute ai quali sarebbe stato somministrato il siero. La scuola si prepara ad ospitare gli studenti in aula, ma la decisione del governo non convince i dirigenti scolastici. Il preside del Telesio: non siamo pronti. Condannato all'ergastolo per 2 omicidi, Francesco Patitucci è stato arrestato questa mattina dagli agenti della squadra mobile di Cosenza. Sequestrato il ponte Pilati a Melito Porto Salvo, il provvedimento è stato adottato in via d'urgenza dalla Procura di Reggio Calabria per grave situazione di rischio. Ben ritrovati in nuova edizione del nostro TG. In apertura i numeri del bollettino che oggi restituiscono, come sempre all'inizio della settimana, meno contagi ma con meno tamponi processati. Ad impressionare oggi sono i decessi, un numero elevato, 12 quelli registrati nella nostra regione. Vediamo. Nelle ultime 24 ore in Calabria sono stati effettuati 1787 tamponi, 156 nuovi positivi, in particolare Cosenza 23, Catanzaro 11, Crotone 2, Vibo Valentia nessuno, Reggio Calabria 120. I ricoveri in regione sono 475, 44 in terapia intensiva, 12 i decessi. Come ogni lunedì, apparentemente scende il numero dei contagi, ma il risultato dei pochi tamponi processati nel giorno di festa, e cioè la domenica. Pesa il numero dei morti: 6 a Crotone, 3 nel Cosentino, 2 a Reggio Calabria e 1 a Catanzaro. C'è da spiegare però che, per come precisato dal bollettino regionale, l'azienda sanitaria provinciale di Crotone ha reso noto oggi che, a seguito di una revisione dei dati per mero errore materiale, non sono stati comunicati 2 decessi avvenuti l'11 aprile, 1 il 12 aprile, 2 il 17 aprile e 1 il 18 aprile. Inoltre un decesso precedentemente inserito nell'ASP di Cosenza è stato inserito nell'ASP di Catanzaro. Vittime dunque non comunicate precedentemente, che oggi vanno inserite nel computo complessivo, che portano il numero dei morti per Covid nella nostra regione a 950. Il virus corre e aumentano i ricoveri anche in area medica. E nel pomeriggio è arrivata un'ulteriore ordinanza del Presidente facente funzione Spirlì, che in sostanza decreta le zone rosse, 4 nella nostra regione. 3 sono comuni del Cosentino, in particolare Mandatoriccio, Tortora e Sansosti, 1 nel Reggino, si tratta di Delianuova. Vediamo. Tortora, Mandatoriccio e Sansosti da oggi saranno in zona rossa, lo ha deciso attraverso un'ordinanza il presidente facente funzioni Nino Spirlì, su sollecitazione dell'ufficio prevenzione dell'ASP di Cosenza per l'aumento di casi nelle ultime ore. Dunque sono 7 in totale solo in provincia di Cosenza i comuni che sono stati dichiarati con massima allerta. Oltre ai 3 nuovi nei giorni scorsi, anche Acri, Altomonte, Crosia e San Giovanni in Fiore, per i quali è stata disposta l'ordinanza che ha validità fino al prossimo 26 aprile. Nei comuni interessati, è scritto nel provvedimento, si assiste a un trend fortemente crescente nelle ultime 2 settimane e in particolare negli ultimi giorni si registra un'incidenza rispetto alla popolazione residente superiore ai livelli di allerta. Questa situazione è suscettibile di ulteriore incremento alla luce di ulteriori test effettuati in attesa di conferma. Le altre zone rosse in Calabria invece sono Cutro in provincia di Crotone, Botricello in provincia di Catanzaro e nella frazione Fossato Ionico di Montebello Ionico in provincia di Reggio Calabria. Il provvedimento per questi ultimi sarà in vigore fino al 27 di aprile. Sui social intanto il sindaco di Squillace, Pasquale Muccari, fa sapere che il suo comune è zona rossa a causa del peggioramento della situazione contagi da Covid. Sono stato costretto ad emettere
un'ordinanza di ulteriore maggiore restrizione. In sostanza possiamo dire che Squillace è zona rossa. Occorre dunque accelerare sui test, ma c'è il problema dei laboratori che genera ritardi. Restano centinaia di tamponi non processati. Vediamo. Che sia per un tampone o per un vaccino, c'è sempre da stare in fila. Il Covid-19 imperversa in provincia di Cosenza e l'ASP è impegnata sui due fronti per contrastare l'avanzata del virus, con lo screening sulla popolazione e la campagna vaccinale. A Via degli Stadi, a Cosenza, le due operazioni si svolgono a distanza di pochi metri. All'aperto i test molecolari sulle persone sintomatiche e sui contatti di positivi. Soltanto in questo drive-in se ne eseguono più di 200 al giorno. La percentuale dei positivi è elevatissima. Ieri, su 1149 tamponi, ne sono stati riscontrati 242, il 21,1%. Cosenza, Montalto, Campana, Mantea, Paola e Rende i comuni maggiormente interessati. Trend in crescita nell'ultimo periodo. L'incidenza settimanale dal 29 marzo al 4 aprile era di 135 casi su 100.000 abitanti, dal 5 all'11 aprile di 171. Mentre dal 12 aprile al 18 è stata di 207 casi su 100.000 abitanti. È aumentato il numero di tamponi effettuati, ma anche la percentuale di casi positivi, salita dal 18 al 22%. Prosegue la campagna vaccinale che ha raggiunto in Calabria le 400.000 inoculazioni tra prima e seconde dosi. I centri lavorano a pieno regime perché da qualche settimana c'è maggiore disponibilità di dosi. Soggetti fragili, over 80, la categoria è quasi esaurita, e over 70, prenotazioni non senza intoppi sulla piattaforma. All'ospedale da campo auto in fila con tanti over 70 che non si sono tirati indietro e si fidano di AstraZeneca. Appena uscita dall'ospedale da campo ha ricevuto il vaccino? Sì, tranquilla. Io la penso così, quello che vuole Dio. A 4 miglia di Rende, nel poliambulatorio, oltre 100 al giorno le vaccinazioni, che non si fermano neanche nel weekend. Nelle prossime settimane potrebbero raddoppiare le inoculazioni quotidiane, riservate ai soggetti fragili e alle fasce di età attivate sulla piattaforma. Intanto la nostra regione resta a fanalino di coda per la somministrazione dei vaccini e ci sono anche difficoltà per il vaccino a domicilio. Vediamo. Nonostante l'apertura di nuovi centri vaccinali, la Calabria continua a rimanere fanalino di coda per quanto riguarda la somministrazione del vaccino anti-Covid. Ad oggi, come si evince dal report del Ministero della Salute, su 515.830 dosi consegnate ne sono state somministrate 397.721, siamo al 77,1%, e la categoria altro ormai ha numeri molto più alti rispetto alle altre categorie. Continuano poi a registrarsi problemi nella prenotazione del vaccino sulla piattaforma di Poste Italiane, ancora per persone fragili e vulnerabili, spesso costrette a recarsi in hub che si trovano a centinaia di chilometri dal proprio comune di residenza. C'è poi il problema delle vaccinazioni domiciliari per le persone cioè che non possono uscire da casa perché ad esempio allettate. Ecco il racconto di una nostra telespettatrice che da febbraio non riesce ad ottenere risposte. Il 25 febbraio sono riuscita a contattare, dopo vari tentativi e un'attesa abbastanza lunga, ma sono riuscita a contattare il numero telefonico che era stato diffuso dall'ASP e ho prenotato 3 persone ultra ottantenni, o meglio ho espresso il consenso per queste 3 persone, specificando che una di queste aveva necessità del vaccino a domicilio. Mi hanno detto che di questa necessità avrebbero preso nota, ma che la campagna delle vaccinazioni a domicilio non era ancora iniziata. Siamo al 19 aprile, di fatto nessuno si è fatto sentire. Nel frattempo è stata attivata una piattaforma nazionale dove noi abbiamo fatto vari tentativi, siamo riusciti finalmente ad accedere con i dati della signora interessata, che ha 86 anni, ha varie patologie, tra cui il parkinsonismo, quindi non deambula, non può muoversi da casa. Altro tentativo, il numero verde nazionale per prenotare il vaccino a domicilio. Mi hanno chiesto per la terza volta i dati, sempre specificando vaccino a domicilio, e li hanno acquisiti per la terza volta, dicendo sempre che comunque bisognava attendere. Quindi dal 25 febbraio, richiesta effettuata con 3 modalità differenti,
ma ancora non si sa nulla. E c'è la protesta dei dipendenti regionali a Catanzaro per il vaccino. In sostanza sarebbero stati vaccinati solo i dipendenti del Dipartimento Salute. Hanno incontrato oggi il commissario Longo. Vediamo. I cartelli della protesta e le mascherine. Siamo all'interno della cittadella regionale di Germaneto a Catanzaro. Sono i dipendenti che incontrano e discutono vibratamente con il commissario Guido Longo. Vogliono essere vaccinati come i colleghi del Dipartimento Salute ai quali sarebbe stato somministrato il siero. Ci faccia capire come mai ha attivato la vaccinazione per i dipendenti del Dipartimento Salute tenendo fuori tutti i dipendenti regionali. No, per una ragione semplicissima, perché noi abbiamo a che fare con... E anche noi abbiamo a che fare, commissario. In casi Covid ci sono stati tutti i dipartimenti della regione Calabria. Lei probabilmente ha fatto attivare delle vaccinazioni, ci piacerebbe sapere in quale categorie sono rientrati i dipendenti del Dipartimento della Salute, perché se fossero, se fossero entrati nella categoria altro è gravissimo. La nostra praticamente, il nostro è un dipartimento a rischio. Questa è stata la razza, anche perché se succede qualcosa qua si blocca. Io scriverò sulla stampa, lei ha ricevuto delle comunicazioni da parte del datore di lavoro alle quali non ha mai risposto. Come si blocca il Dipartimento della Salute, si blocca tutta la Regione Calabria, perché chi lavora qui non ha nulla di meno rispetto a me, commissario. Guardi, non c'è bisogno che agiamo con esatto. calma, senza alzare la voce, faremo per tutti i dipendenti della Regione. La Calabria sta ricevendo un grande aiuto dai ministeri, queste sono le parole del presidente facente funzione della regione Nino Spirlì, che questa mattina ha visitato l'hub vaccinale di Reggio Calabria che è stato allestito nei locali della Polizia di Stato. Vediamo. Questo è il centro vaccinale di Reggio Calabria, allestito nei locali del reparto mobile della Polizia di Stato. Il nuovo hub, che dispone di 10 postazioni e di un'ambulanza della Polizia di Stato, è stato istituito grazie alla collaborazione tra l'ASP e la Questura di Reggio Calabria. Questa mattina il sopralluogo del presidente facente funzione Spirlì, accompagnato dal commissario Longo, dal coordinatore dell'operazione EOS per la Regione Calabria, il colonnello Alfonso Zizza, dal questore di Reggio Bruno Megale e dal commissario dell'azienda sanitaria provinciale Gianluigi Scaffidi. Quando si ha bisogno bisogna saper chiedere aiuto, e noi l'abbiamo chiesto proprio con determinazione sia alla difesa che agli interni, e quindi esercito e polizia assieme ai carabinieri ci stanno dando una grande mano d'aiuto. Siamo qui oggi tra gli amici della polizia che hanno allestito un ottimo centro vaccinale. Ho avuto modo di incontrare gli anziani e di sentire proprio la loro tranquillità, perché la cosa più importante non è solo il momento della vaccinazione, ma è proprio quello dell'accompagnamento consapevole alla vaccinazione. L'impennata di contagi preoccupa nella nostra regione, soprattutto nel Cosentino, i dirigenti scolastici delle scuole di secondo grado che si preparano al rientro in presenza previsto per lunedì prossimo. Non ci sono assolutamente le condizioni per riaprire le scuole in presenza, ha detto ai nostri microfoni Antonio Iaconianni, che è dirigente scolastico del liceo Telesio a Cosenza. Vediamo. Riaprire le scuole il prossimo 26 aprile al 100% vuol dire vanificare i sacrifici di un anno, ipotecando ulteriormente il futuro e la serenità delle comunità. È il monito lanciato dal dirigente del liceo classico Telesio di Cosenza Iaconianni, preoccupato in vista del ritorno alla didattica in presenza. I contagi sono completamente in crescita, addirittura le percentuali dicono 1 su 5. La campagna vaccinale va a rilento, bastano soltanto questi due dati. Mi stavo pensando 1 su 5, una scuola
di 1000 alunni può portare fuori 200 contagi, 10 scuole portano 2000 contagi, e questo è un numero che su Cosenza si può realizzare, visto e considerato l'andamento della curva, per cui bisogna veramente stare molto attenti. Poi un'altra cosa che stride, vede, in tutte le altre attività commerciali, eccetera, si entrano per volta, addirittura solo su prenotazione, orari prestabiliti, dopo aver eseguito tutta una serie di procedure, e a scuola apriamo addirittura tutti liberi. Questa è una cosa che non bisognava neanche pensarla, piuttosto dobbiamo procedere alla campagna vaccinale a tappeto, bisogna vaccinarci tutti per poi pensare all'apertura a settembre. Consideri anche che la popolazione scolastica dei giovani non è vaccinato nessuno. I docenti sono stati vaccinati, almeno quelli della mia scuola, ma con la prima dose. Per cui ecco, è lì che bisogna accelerare, a mio avviso, altrimenti lanciamo sul territorio una bomba epidemiologica. Qui bisogna operare una scelta che vada anche nella direzione più congeniale a una didattica, che è quella o tutti in presenza o tutti a casa in DAD. Beh, non potendo essere tutti in presenza, secondo me la soluzione migliore è quella di in DAD. Peraltro, ripeto, a 4 settimane dalla fine della scuola non ha senso far rischiare anche gli allievi della quinta classe gli esami di Stato, magari farli in ospedale o piuttosto una sessione straordinaria. Quindi sono delle scelte che secondo me vanno valutate con attenzione, questi della presenza al 100%. Io non so quali numeri abbiano, non so che rischio calcolato hanno operato, non conosco l'algoritmo che hanno adoperato, ma sta di fatto che così come sul campo io non posso che rilevare una grandissima preoccupazione. Io sono vaccinato eppure continuo ad osservare tutte le misure di sicurezza, perché i numeri e le situazioni che stiamo vedendo qui in Calabria, qui a Cosenza, con ospedali che non hanno più posti letto, con ambulanze in fila, con persone che muoiono addirittura in ambulanza, beh, dire che bisogna andare a scuola in presenza a me sembra un po', insomma, preoccupante, è un segnale preoccupante che noi riceviamo. C'è di fondo un errore a questo punto, perché bisogna valutare le situazioni singolarmente, territorialmente. Cosenza, i numeri sono veramente preoccupanti, altro che la Lombardia del marzo 2020. Qui abbiamo superato tutti. Poi anche la nostra esperienza che ci dice la Sardegna bianca è diventata subito rossa, per cui se noi entriamo a scuola in questo momento rischiamo di vanificare tutti gli sforzi, di far saltare esami di Stato, di avere una pessima estate neanche a casa, non nelle seconde case, non la facciamo neanche nella prima, ce la facciamo in ospedale. Per cui bisogna stare veramente molto attenti. Poi i ragionamenti che hanno fatto non lo so, non ne ho idea, avrei preferito insomma una rappresentanza dei dirigenti, di chi vive la scuola tutti i giorni, ma di chi vive il territorio, di chi sta per strada tutti i giorni, vede? Altrimenti qui veramente facciamo una grandissima confusione. E il rientro spaventa tanti dirigenti scolastici in tutta Italia, quindi il governo sta predisponendo delle misure, test salivari rapidi agli studenti e vaccini in autunno anche ai bambini e ai ragazzi. Il governo sta studiando le misure da mettere in campo per rendere più sicuro il rientro della totalità degli alunni in classe dal 26 aprile. Sulla data, che già fa tremare molti dirigenti scolastici e preoccupa diversi sindacati, nelle ultime ore hanno espresso perplessità regioni ed enti locali, i quali nelle prossime ore incontreranno il governo sul tema. Tra le ipotesi sul tavolo quella di orari scaglionati per le entrate negli istituti, mantenendo il 50% di presenza sui mezzi rispetto alla capienza, oppure, per non rischiare di aumentare questa stessa percentuale, chiedere un potenziamento di mezzi e numero del personale. Vedremo quali saranno le risultanze dell'incontro. Siamo alla cronaca. Condannato all'ergastolo per 2 omicidi, Francesco Patitucci è stato arrestato questa mattina dagli agenti della squadra mobile di Cosenza. Vediamo.
La polizia lo ha bloccato mentre andava al lavoro. È finito in manette questa mattina Francesco Patitucci, 60 anni, arrestato dagli agenti della squadra mobile di Cosenza diretti da Fabio Catalano. Gli investigatori hanno eseguito l'ordine emesso dal Tribunale Bruzio su richiesta del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, dell'aggiunto Vincenzo Capomolla e del pubblico ministero antimafia Vito Valerio. Patitucci 3 giorni fa è stato condannato all'ergastolo perché ritenuto responsabile del duplice omicidio di Marcello Gigliotti e Francesco Lenti avvenuti a Rende nel febbraio del 1986. Ancora per la giudiziaria restiamo nel Cosentino a Castrovillari, dove la Procura della Repubblica della città del Pollino ha chiesto il processo per l'ex fidanzata di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza Calcio. Morì, lo ricorderete, nel 1989. La donna è accusata di concorso in omicidio premeditato. Sentiamo. Istanza per il processo. La Procura della Repubblica di Castrovillari ha chiesto il rinvio a giudizio di Isabella Interno, accusata dell'omicidio dell'ex fidanzato, il calciatore del Cosenza Denis Bergamini, morto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 all'altezza di Roseto Capospulico. L'udienza davanti al giudice per le udienze preliminari è stata fissata per il 2 settembre prossimo. La Interno è accusata di concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione e dai motivi abietti e futili. Secondo la ricostruzione dell'accusa, la donna avrebbe, in concorso con altre persone rimaste ignote, narcotizzato Bergamini per poi adagiarlo già morto sulla strada allo scopo di farlo investire da uno dei mezzi in transito, e sulla strada, è scritto nel capo di imputazione, effettivamente veniva investito da un autocarro condotto da Raffaele Pisano. Quest'ultimo era stato giudicato e assolto in passato dall'accusa di omicidio colposo. In una prima fase, infatti, la morte di Bergamini fu attribuita a un suicidio. L'inchiesta era stata riaperta 6 anni fa dall'ex procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla dopo una richiesta in tal senso di Donata Bergamini e Maria Zerbini, sorella e madre del calciatore, assistite dall'avvocato Fabio Anselmo, e poi proseguita e chiusa dalla PM Luca Primicerio. In questa nuova inchiesta la posizione dell'autista del tir è stata archiviata, così come quella del marito della donna. Secondo l'accusa, Isabella Interno avrebbe ucciso Bergamini perché non accettava la decisione presa dal calciatore di interrompere la relazione con lei. Chiudiamo quest'ampia pagina di cronaca con il sequestro del ponte Pilati a Melito Portosalvo. Il provvedimento è stato adottato in via d'urgenza dalla Procura di Reggio Calabria per grave situazione di rischio. Vediamo. Rischio crollo per il ponte Pilati, viadotto che consente l'attraversamento della Fiumara Tuccio a Melito Portosalvo. La Guardia di Finanza ne ha eseguito il sequestro deciso con decreto d'urgenza dalla Procura di Reggio Calabria. Il ponte Pilati, composto da 3 arcate lungo oltre 100 metri, è utilizzato ogni giorno da molti veicoli e pedoni. Da una verifica effettuata dai militari del comando provinciale della Compagnia di Melito delle Fiamme Gialle, la parte inferiore dell'armatura in ferro è risultata arrugginita e corrosa. Da qui l'assoluta necessità di disporre il sequestro. L'attenzione dei finanzieri sul ponte Pilati è scaturita da un'attività di indagine circa ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione e l'incolumità collettiva. La struttura nel 2020 era stata interessata da lavori di ristrutturazione. Al momento non risultano iscritti nomi nel registro degli indagati. E torniamo a parlare di Covid perché c'è una nota di Carlo Guccione, dice: a seguito della mia denuncia sulla carenza di personale nelle USCA della provincia di Cosenza qualcosa si muove, finalmente le unità speciali di continuità assistenziale potranno funzionare a pieno regime. Se ne è discusso in Consiglio regionale, dopo un mio intervento in aula il Presidente facente funzione ha garantito che nei prossimi giorni saranno assunti i medici e gli
gli infermieri che serviranno a rendere operative le 11 USCA della provincia di Cosenza, e questo quanto afferma in una nota il consigliere regionale del PD Carlo Guccione. Spirlì infatti ha telefonato al commissario dell'ASP di Cosenza Vincenzo La Regina per accertarsi della situazione e ha annunciato che nel giro di qualche giorno le USCA saranno dotate del personale necessario, nonostante sia possibile utilizzare i fondi Covid per assumere il personale. Ad oggi mancano 23 medici e 23 infermieri per permettere il pieno funzionamento delle USCA nella provincia di Cosenza. Siamo ad altri numeri, siamo alla nostra rubrica dedicata alla borsa. Chiusura contrastata per le principali borse europee. I risultati corporate potranno fornire maggiori indicazioni sulla ripresa dell'economia dopo i solidi dati macro pubblicati la scorsa settimana in Cina e negli Stati Uniti, che hanno spinto l'azionario globale verso nuovi record. Il contesto globale resta comunque parzialmente frenato dalle persistenti incertezze legate alla pandemia. La scorsa settimana i nuovi contagi a livello globale hanno superato quota 5,2 milioni, con una situazione particolarmente critica in India. Giovedì è in programma il meeting della Banca Centrale Europea, che secondo le attese non apporterà cambiamenti alla politica monetaria. L'aggiornamento del programma pandemico dovrebbe infatti arrivare a giugno, insieme all'update trimestrale delle stime economiche. A Milano il FTSE MIB archivia gli scambi in flessione dello 0,2%, sottotono come il DAX di Francoforte a meno 0,6% e il FTSE 100 di Londra a meno 0,3%, mentre il CAC 40 di Parigi termina in rialzo dello 0,2%, l'Ibex 35 di Madrid dell'1,3%. Oltreoceano in calo il Dow Jones a meno 0,5%, l'S&P 500 a meno 0,6%, il Nasdaq a meno 1,1%. Sul Forex l'euro-dollaro in rialzo a 1,203, il cambio tra biglietto verde e yen viaggia in discesa a 108,1. Poco mosse le quotazioni del greggio, con il Brent a più 0,15% a $66,7 e il WTI flat a $63,2 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund si amplia lievemente a 102 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,79%. Tornando a Piazza Affari, performance positiva per i bancari, BPER a più 3,15%, Leonardo a più 2,4% e Unicredit a più 1,2%. In calo CNH a meno 4,5% dopo lo stacco cedola e lo stop alle trattative con FAO Prysmian a meno 3,3% ed STM a meno 2,3%. Grazie e buon proseguimento di serata. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Inizio di settimana all'insegna di una perturbazione di stampo invernale che apporterà, in particolare nella giornata di lunedì, piogge sparse e nevicate sui monti. Domani generalmente poco o parzialmente nuvoloso. Residue precipitazioni sparse in particolare su Vibonese e versanti orientali della Sila. Temperature in graduale aumento. Analizziamo lo stato di mari e venti. Domani mari poco mossi o mossi, venti deboli o moderati mediamente dai quadranti occidentali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.